Siamo in Venezia, su un posto storico, in Arsenale, sul tetto di torre, in compagnia con Alberto Sonino, amministratore delegato della Marina di Certosa, che ospiterà ICOMIA World Marina Conference in ottobre quest'anno. Sarà un programma veramente ricco e interessante e chiediamo a Alberto cosa si offre ai quelli delegati che vengono a prendere parte da questa conferenza. Intanto grazie dell'invito e benvenuti a Venezia. La principale opportunità per i partecipanti alla conferenza è una straordinaria occasione di networking, incontrare i colleghi che vengono da tutto il mondo e si occupano di marina e di portualità. La seconda offerta sono i contenuti della conferenza, che di fatto raggruppano le sfide per il futuro dei porti turistici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'andamento dei mercati del mondo, gli aspetti di marketing e di sicurezza e la presentazione dei migliori progetti di porti turistici dei prossimi anni. Infine, l'offerta forse più particolare è Venezia stessa, quindi l'opportunità di vivere Venezia dall'acqua e viverla con dei colleghi, con dei marinai, scoprendone la storia ma anche le prospettive attuali e le sfide per il futuro. Non ultimo, il sistema di risposta e di resilienza ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del livello del mare. Una parte della conferenza sarà nella nostra marina, l'altra qui all'Arsenale. C'è anche un giro sulla laguna, come sarebbe organizzato tutto? La conferenza cerca di dare agli ospiti un'esperienza unica di Venezia e laguna, mettendo insieme l'isola della Certosa, che era uno strepitoso monastero, poi un'industria militare dismessa e grazie alla nautica è oggetto di un programma di rigenerazione che parte proprio da un porto turistico. L'Arsenale ha una similità, nel senso che era una base militare soprattutto produttiva e uno stabilimento di produzione navale. Oggi ospita iniziative culturali di grandissimo profilo come la Biennale di Architettura e di Arte, di Danza, Musica e Teatro, ma anche il Salone Nautico che è arrivato alla sua 7ª edizione nel 2026. La conferenza prevede un programma di 3 giorni, il primo e il terzo organizzati come una conferenza con più di 30 interventi di esperti del settore e dei più importanti professionisti della nautica da diporto e della portualità. Il giorno centrale invece sarà dedicato alla visita della laguna e dei porti turistici della laguna di Venezia per scoprirne la storia e il contesto anche territoriale attraverso un'escursione in barca che sarà anche un'altra occasione di networking per conoscersi e confrontarsi tra colleghi. Questo sarebbe una bella esperienza per i vicini di casa, dalla Slovenia, dalla Croazia, dal Montenegro, anche gli italiani da questa parte, dall'Adriatico, che lavorano nelle marine, porti turistici, eccetera, di venire su un congresso importante che si svolgesse molto vicino, non si deve andare agli Stati Uniti o all'America del Sud. La conferenza si svolge ogni 2 anni in un luogo diverso del mondo e credo che sia un orgoglio per l'Europa ospitarla nuovamente, come è successo solo altre 4 volte. Per l'Italia, dopo una prima edizione a Genova, tornare ad essere il paese ospitante. Per Venezia è un orgoglio anche per ricordare che Venezia è una destinazione di yachting, dal super yacht fino al piccolo natante tradizionale, e in definitiva per l'area dell'Adriatico come un unico bacino. Grecia, Montenegro, Albania, Croazia, Slovenia e Italia dovrebbero cogliere l'opportunità di avere la conferenza nel proprio bacino e anche presentare le proprie opportunità e i propri servizi. Ci vediamo in ottobre. Grazie. Ciao.